Buongiorno e ben ritrovati con Focus TG. Ieri una lunga maratona su Rete Veneta per raccontare il voto nei 50 comuni del Veneto. Tutti i riflettori erano puntati su Venezia e Venezia non ha mancato di dare una sorpresa, cioè la vittoria al primo turno di Simone Venturini e quindi del centrodestra. Vediamo in dettaglio il risultato finale del voto di Venezia. Molti appunto ritenevano che ci potesse essere il duello fino al ballottaggio. Il risultato finale è il seguente: 51,03 per Simone Venturini, che diventa dunque sindaco al primo turno, staccato e non di poco Andrea Martella al 39,21%, Michele Boldrin al 3,44%, Giovanni Andrea Martini al 2,11%, poi vediamo gli altri, erano ben 8 i candidati di Venezia, con Claudio Vernier 1,78%, Roberto Agirmo 1,30%, Luigi Corò 0,74%, ultimo Pierangelo Del Zotto 0,40%. Dunque questa la situazione di Venezia. Probabilmente sta per partire anche un punto stampa del sindaco di Venezia. In questo momento andiamo velocemente a Caffarsetti con Simone Venturini, che sta parlando di fatto da sindaco per la prima volta ufficialmente. Sentiamo. Qui in città investimenti che possano generare posti di lavoro ad alto valore aggiunto nei settori del terziario avanzato, della creatività, dell'innovazione, della ricerca, qui sul centro storico, e poi investimenti sulla parte industriale a Porto Marghera, dove c'è anche lì molto bisogno di attrarre nuovi tipi di industria a maggior valore aggiunto e aiutarci anche a riqualificare dal punto di vista anche immobiliare pezzi di Mestre. E quindi questo è sicuramente uno dei primi atti. Un lavoro importante lo farò con gli uffici dell'urbanistica per realizzare una mappa delle opportunità, la chiamerei così. Di solito fate le mappe sui giornali dei buchi neri. Io credo che anche i buchi neri possano diventare opportunità se troviamo gli investitori giusti e soprattutto se la coalizione come questa è una coalizione orientata a sviluppare, ad attrarre investimenti, a far crescere la città. Quindi la mappa delle opportunità rappresenterà uno strumento utile per raccontare al mondo le grandi opportunità che ha oggi Mestre, che è al centro di importanti trasformazioni urbane, dalla nuova stazione all'area Umberto I, alla passerella sopraelevata, tutto il nuovo asse di Marghera fino a Piazza Mercato, ma c'è un bisogno disperato di riqualificare. Terza cosa che farò è andare subito a Roma e poi costruire un appuntamento costante e periodico con la Regione, con i vari uffici, con i vari assessorati, in particolare col Presidente Stefani, per sbloccare una serie di fascicoli aperti. Penso al tema del porto, che io voglio affiancare e difendere nella mia attività di sindaco, per cui mi terrò la delega, come ho già detto, e tema legato alla legge speciale, sbloccare i finanziamenti, potenziamento dello strumento del contributo d'accesso, che passa inevitabilmente per una revisione normativa. Quindi insomma avviare una serie di interlocuzioni, quindi andare sicuramente a trovare la Premier o accoglierla a Venezia ancora meglio, e costruire insieme appunto una roadmap che nel giro di un periodo abbastanza ristretto possa consegnare a Venezia una risposta ai tanti problemi ancora non risolti. Cosa di più leggero? Sono tutti file di peso. Ma leggero c'è poco. Scusa Simone, C'è poi l'insediamento, incontrerò presto tutti i sindaci dell'area metropolitana, perché non dimentichiamo che avrò anche un ufficio di là Bel giardino. e quindi incontrare subito i sindaci della città metropolitana quanto prima e anche con loro insomma confermare l'impegno su tutte le questioni che sono sul tavolo. scusa, mi è venuta in mente una cosa, parli delle opportunità, della mappa delle opportunità, ancora ai tempi della immunizzazione passata era stata fatta poi un'agenzia in cui era stata presentata una mappa delle opportunità, poi c'era dove sono stati... No, sarebbe qualcosa di diverso, sarebbe diverso. Ecco, puoi spiegare un po' meglio? Io mi immagino non un'agenzia
Era l'agenzia dello sviluppo. Sì, ma non un'agenzia come un nuovo ufficio comunale. Mi immagino una sorta di minor consiglio di persone che amano Venezia, veneziani, nuovi veneziani e non veneziani, che per loro mestiere, per loro modo di vivere, perché per il lavoro che hanno fatto in precedenza, per fortune varie, sono persone che vivono il mondo, hanno importanti patrimoni, hanno importanti network, possono mettere a disposizione la loro rubrica del telefono alla città, e magari in questa rubrica del telefono scopriamo che ci sono i vari Sam Altman, Anthropic o altre figure che, se opportunamente entusiasmate e se opportunamente anche guidate in una città che molto spesso risulta complessa se uno non conosce come muoversi tra i mille vincoli anche burocratici, autorizzativi, eccetera, ecco, una città che può entusiasmarli e in qualche modo coinvolgerli in alcune operazioni, tipo l'operazione in grande dell'ospedale al mare, che è nata in primis da un amore di un imprenditore per la città di Venezia e per il Lido, e si è trasformato in un'operazione da 300 milioni di euro che a regime porterà 700 ricercatori al Lido di Venezia. È già in parte in fase di assunzione oggi, perché poi inizieranno a lavorare da Santa Pollonia dietro San Marco. Quindi un'operazione anche di dimensioni diverse, moltiplicata però in 5, 6, 7, 8, 10 altre attività, mossa da queste persone che riescono eventualmente a entusiasmare questi investitori, rappresenta oggi un punto importante. E credo che Venezia dopo il Covid sia diventata casa di moltissime fondazioni culturali mosse da persone che hanno investito moltissimo in questa città, le quali vivono la città come cittadini, ne sono diventati pienamente veneziani, ma che possono fare molto di più garantendo anche il loro network di relazioni e portandolo in dote alla città. A loro voglio chiedere aiuto. Perché sbaglia chi sostiene che questa città ha bisogno di darsi dei limiti? Dico sbaglia perché sentendo di parlare, visto che tu hai un orientamento diverso. No, non credo che sbagli. Io, più che di limiti che sono sempre in negativo, parlerei di un diverso equilibrio. Quindi insomma, io rivendico l'introduzione del contributo d'accesso come oggi unico strumento sul tavolo, sul piano normativo, per affrontare il tema del turismo giornaliero, non ce ne sono altri. Quindi secondo me ha pagato negativamente l'impostazione culturale dell'altra coalizione di dire intanto lo abolisco perché sono contrario per motivi ideologici o perché l'ha fatto Brugnaro, e poi in qualche modo penserò a cosa fare. Questa città è 60 anni che fa tavoli, convegni, saggi, ospita soloni da tutto il mondo che vengono a spiegare come Venezia muore. Venezia non ha bisogno di scienziati che ci dicono o filosofi che ci dicono che Venezia muore. Venezia ha bisogno di persone che si rimboccano le maniche e provano in maniera pratica a declinare petizioni di principio in atti concreti. Il contributo d'accesso era questo, cioè passare dal dire il turismo giornaliero è un problema a dire come lo affronto. Dopodiché è un punto di partenza e per quello parlavo di un importante lavoro da fare col Parlamento e con il Governo per rafforzare quello strumento. Quindi io sono convinto che Venezia debba ridurre il numero giornaliero di alcuni tipi di turismo, perché non si può parlare intrinsecamente di turismo, sono i turismi, no? Ogni turismo è diverso dall'altro. Quello degli escursionisti è quello che genera il maggior tipo di impatto sulla città, e quindi limitarlo è sicuramente disincentivarlo, e trattenere qui delle risorse generate da quel tipo di filiera e che non prendano altri voli è sicuramente importante. Potrebbe essere ad esempio del limite massimo E rivedendo anche alcune esenzioni, sì, probabilmente sì. Va combattuta l'esenzione ai veneti, però. Discuteremo. Sì, io credo che non ci siano tabù intoccabili. Questo è interessante. Ma Stefani sarebbe d'accordo? Abbiamo parlato di questo. Abbiamo parlato molto di casa col presidente Stefani invece, che abbiamo molte idee interessanti che speriamo di sviluppare a breve. Invece molti dicono il tema dell'inclusione dei nuovi, delle seconde generazioni, di nuovi cittadini stranieri, in particolare della comunità bangladese, è stato dirimente. Sul piatto ti ritrovi di nuovo la questione di Via Giustizia. Vedo sui social che viene lanciata di nuovo una preghiera molto grande come quella di fine del Ramadan per la festa del sacrificio. Adesso che sei sindaco, che passi fare? Io continuo a ribadire la mia posizione. Oggi a Mestre non serve una grande moschea.
Dovremmo invece ricucire gli strappi e le ferite che ha generato la scelta, secondo me, sbagliata e insomma, posso dire addirittura quasi offensiva di pezzi della coalizione di centrosinistra di voler reclutare in blocco un'intera comunità, come se si giocasse a un gioco di società in cui ognuno schiera le sue truppe. E credo che questo abbia fatto male in primis al percorso di integrazione che è in corso. In seconda battuta, secondo me, ha fatto male anche al PD, perché secondo me l'integrazione non può essere candido 3 persone perché mi portano 3.000 voti, ma dovrebbe essere quali sono i principi sulla base dei quali quelle candidature avvengono. Cioè, avessero proposto degli imprenditori perfettamente integrati, delle situazioni di totale in qualche modo anche condivisione di un percorso programmatico sui diritti civili, sui diritti delle donne, di apertura della comunità. Tutto questo invece non è avvenuto, cioè non hanno usato l'occasione di quelle candidature per fare un discorso di integrazione, hanno fatto un discorso meramente di calcolo elettorale. E come tutte le cose che vengono fatte poi con certe finalità, per l'eterogenesi dei fini tornano indietro e diventano un boomerang. Quindi la prima sfida sarà ricucire uno strappo che si è creato, che non esisteva in precedenza, perché non c'era una divisione così netta e così profonda, ma che oggi invece si è acuita proprio a causa di questa scelta. Quindi io credo che oggi la principale responsabilità sia di imputare al PD aver creato uno strappo, una lacerazione che adesso il nuovo sindaco dovrà in qualche modo lenire e ci confronteremo con tutte le parti in causa. Ora, le parole di Simone Venturini, l'ultimo tema era quello della moschea, che è stato un tema determinante per molti anche sul tema elezioni. Le prime parole, diciamo, ufficiali da sindaco, anche se un po' ha parlato già ieri sera, lo rivedremo nella festa a Cafarsetti, una candidatura del territorio, così l'ha definita il governatore Alberto Stefani, giovane presidente in questo caso e giovane sindaco, quindi accomunati anche dalla giovane età, seppur con una già lunga gavetta. Allora vediamo anche le parole proprio di Stefani con la festa a Simone Venturini ieri in piazza dopo l'esito del voto. Attendiamo il dato definitivo, ma i primi scrutini, anzi ormai lo scrutinio consolidato sta dimostrando un forte consenso su Simone Venturini, un candidato giovane, preparato, che ha fatto una forte campagna sul territorio, ha dimostrato di conoscere questa città ed è un vero orgoglio che Simone sia a pochissimi passi dall'essere sindaco di questa meravigliosa città. Presidente, un candidato giovane in regione che ha vinto e un candidato giovane in Comune di Venezia che sta per vincere. Il Veneto guarda avanti sempre prima di tutti gli altri, anche questa volta, e credo che i giovani abbiano la necessità anche di conquistarsi lo spazio politico. Simone ha dimostrato di saperlo fare. Quanto sarà importante la sinergia fra Venezia, capoluogo e la regione? Io l'ho detto in campagna elettorale, ovviamente lo ribadisco a maggior ragione adesso, lo ribadirò con ancora più forza magari fra un'ora. È fondamentale la sinergia e Venezia insieme al Veneto saranno due realtà che sapranno collaborare bene a livello istituzionale, bene a livello politico, bene per guardare al futuro di questa meravigliosa terra. Un risultato che non vi aspettavate così grande, così forte e oggi al primo turno? È un risultato significativo, molto importante, che però dimostra ancora una volta delle certezze che avevamo, che questa candidatura è una candidatura che nasce nel territorio, che conosce questo territorio, una candidatura che ha dato freschezza e soprattutto ha dato energia. Questo è quello che serve alla politica di oggi, questo è quello che Simone saprà esprimere nei prossimi anni. Secondo lei cosa ha pesato di più? Può essere anche la questione legata alla moschea? Ma io credo che il voto vada sempre rispettato e credo che sicuramente chi ha avuto modo di seguire questa campagna elettorale ha capito che alcune necessità dei veneziani erano reali, soprattutto in alcuni territori, soprattutto in alcuni quartieri. Simone ha saputo intercettarlo bene dal punto di vista politico, ha saputo fare una grande campagna elettorale. Io sono qui anche per omaggiare questo grande risultato che ha saputo dare a questa città.
Grazie Presidente. Può essere Venezia e il Veneto un laboratorio anche a livello nazionale? Ma noi da Veneti pensiamo prima al Veneto e quindi se gli altri vogliono prendere spunto dai risultati penso che sia buona cosa. Buongiorno, 2 parole sul trionfo di Simone Venturini, che è stata una cavalcata solitaria di un giovanissimo sindaco, il più giovane sindaco mai eletto a Venezia, ed è stata una cavalcata che Simone Venturini ha fatto con molto coraggio e senza grandi sostegni. A sentire i sondaggi si pensava che appunto sarebbe stato sconfitto da Andrea Martella, ma non si è trattato, come ha detto Giorgia Meloni un po' impulsivamente, di un miracolo. No, non è stato un miracolo, è stato un successo determinato da alcuni fattori, alcuni li abbiamo già sentiti nelle varie dichiarazioni di chi è intervenuto dopo il ritorno. Ieri sera c'è stata proprio l'entrata a Ca' Farsetti di Venturini e dei suoi accoliti. Non è stato un miracolo perché Venturini è sempre stato presente, cioè sul territorio lo si è visto per tutti questi anni, 11 anni, ha fatto l'assessore, lo ha fatto anche molto bene, ha creato una rete di collegamenti con le associazioni, con le persone che poi a Venezia vivono, e non soltanto a Venezia ovviamente, ma anche a Mestre, in tutta la città metropolitana, e lo hanno sempre visto. La candidatura di Martella, che è un senatore di altissimo livello, una persona preparata, seria, che avrebbe sicuramente fatto bene a Venezia, ma era sbagliata. Non si può opporre ad un candidato del territorio qualcuno che viene da Roma, perché purtroppo per Martella la percezione degli elettori è che sia un catapultato, no? Un paracadutato da Roma, ipotesi poi suffragata dall'abbraccio mortale dei leader politici. Venturini è andato da solo, questo è stato apprezzato, non è stato sostenuto nemmeno da Luigi Brugnaro, è stata una scelta proprio che hanno condiviso, no? Di non dare un segno di continuità ma di autonomia di Venturini, e Venturini per questo è andato avanti. Qui sono arrivati invece la Schlein, Conte, tutti i leader del campo largo, e questo è stato, diciamo, forse il colpo di grazia, ma il vero colpo di grazia è stato il collegamento del centro-sinistra con la moschea. Noi riceviamo ogni sera centinaia di messaggi che dicono: non vogliamo la moschea, basta immigrazione, basta con l'Islam, siamo circondati, siamo assediati. Cosa fa il centro-sinistra? Va a candidare persone bengalesi di tutto rispetto, ma che aiutano gli avversari a sostenere che questa è una scelta sbagliata e che è una scelta pericolosa. Quindi Venturini ha fatto tutto secondo i suoi piani, con i sondaggisti che hanno cannato paurosamente un'altra volta. Non bisogna mai dare retta a questi sondaggi, e ha fatto valere la sua giovane età, la sua energia, anche il modo di parlare con la gente, sempre con un sorriso sulle labbra. Torniamo adesso a Venturini alla conferenza stampa. Sì, perché non mi sono occupato direttamente mentre mi sono occupato molto di Biennale, insomma. Sì, però adesso prenderò, insomma, l'incarico di presidente anche della Fenice, quindi sicuramente incontrerò tutti. Credo che l'obiettivo sia ripartire tutti insieme meglio di come è stata gestita 6 mesi fa, per colpe peraltro non veneziane, quindi grazie. A voi. Al balcone. Ed ha terminato questo breve punto stampa, ma è importante, insomma, esserci a Ca' Farsetti con le prime linee guida, ma anche un'analisi del voto importante, quella di Simone Venturini, neo sindaco di Venezia. L'accenno dunque anche all'avversario Andrea Martella. Abbiamo sintetizzato un po' il senso del suo discorso ieri ai microfoni di Filippo Fois. Sentiamo Martella.
Sembra che gli elettori abbiano proprio scelto la giunta uscente, nel senso che la Lega è il 4%, Forza Italia è il 2%, per cui è sostanzialmente una vittoria della lista Venturini, dove sono candidati tutti gli assessori uscenti. Dicevo, c'è evidentemente una continuità con l'esperienza amministrativa precedente, è evidente che c'è stato un lavoro nel corso di questo periodo che ha cercato di mettere a frutto la presenza quotidiana, i rapporti avuti con parti della città. 11 anni di governo sono tanti e evidentemente hanno pesato. Andrea Martella starà in Consiglio Comunale, farà l'opposizione alla giunta che si formerà, continueremo a fare le nostre proposte, a farlo in maniera concreta, seria, e lavoreremo per riorganizzare il nostro campo politico, perché dalle sconfitte, ribadisco, si impara sempre. Dalle sconfitte si impara sempre. Torniamo però a Venturini. Ieri abbiamo raccontato in diretta la festa in piazza Ferretto a Mestre, poi si è diretto, come abbiamo annunciato, col Vaporetto a Ca' Farsetti, lì un altro importante momento di festa. Guardiamo. Ragazzi, bandiere fuori! Bandiere! Simone fa il centro! Simone una V di vittoria, eccola qua. Simone! Guarda che sei una croce fa il sindaco, non ho mica vinto la lotteria. Sindaco, è arrivato in Vaporetto? Sì, sono arrivato in Vaporetto, cosa che faccio regolarmente ogni giorno, e quindi mi sembrava anche normale. Sarei comunque tornato verso casa in Vaporetto, quindi ho unito l'utile al dilettevole. Domani la sua casa però è un'altra. Domani tornerò nel mio ufficio da assessore per il momento e lavorerò lì. In questi giorni incontrerò sicuramente molte persone, dirigenti del comune, la macchina comunale, e inizieremo a ragionare, insomma, sulle prime cose da mettere in campo. Quali? Sicuramente la grande agenzia per attrarre investimenti dall'estero che portino posti di lavoro altamente qualificati in città, un lavoro importante per agganciare con Regione e Governo nazionale una serie di dossier strategici per lavorare insieme. Un tema in particolare che sta particolarmente a cuore sia a me sia al Presidente Stefani, ne abbiamo discusso poco fa a Mestre, è il tema della casa e del ruolo anche delle varie agenzie che si occupano di casa in Veneto e a Venezia, quindi un focus particolare, Regione e Comune lo metteranno sul tema casa. Buongiorno carissimo, tutto bene? Avanti. Buona serata. Lo so, grazie. Ci vediamo presto. Ciao. Venezia che ti accende! Ed adesso l'avventura di Venezia continua con Simone! Ciao Paolo! Grande, l'abbiamo fatta! Bravo! Grande Simone! Ci sarà il tempo dei discorsi. Stasera solo un grande grazie a tutti voi. Dirvi che questa sera è consentito festeggiare. Da domani sappiamo il tipo di bagaglio che ci portiamo sulle spalle, la responsabilità, gli occhi del mondo sono su Venezia e davvero per noi è un privilegio servire la nostra città. Buona serata!
E allora questa è la festa, subito al lavoro, infatti l'abbiamo visto questa mattina già a Ca' Farsetti, tra i tanti messaggi di complimenti, uno importante arriva da Treviso, quindi da Ca' Farsetti ci spostiamo a Ca' Sugana con il sindaco di Treviso, nonché presidente di ANCI Veneto Mario Conte, che dice anche una cosa importante oggi, rilanciare la Patreve. Francesca Bozza in diretta, buongiorno. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori, buongiorno al sindaco Conte, tra i primi a complimentarsi per questa vittoria importante al primo turno di Simone Venturini, sindaco di Venezia. Lo ha sentito, è riuscito a sentirlo telefonicamente? Ma gli ho mandato un messaggino, non pretendo che mi risponda in queste ore, anche perché immagino l'affetto che sta travolgendo Simone, che però è un amico con il quale abbiamo condiviso tante esperienze amministrative e quindi è nata anche una bella amicizia. Sono davvero contento. Ho sentito però Luigi Brugnaro, l'ho ringraziato e salutato, perché anche con lui abbiamo percorso un tratto insieme di questa nostra esperienza amministrativa e credo che insomma sia stata data una gran bella risposta come centrodestra, anche in controtendenza rispetto ai pronostici dei sondaggi, no? Questo ci deve anche far riflettere sulla valenza dei sondaggi che ci davano perdenti. In realtà Simone e la sua squadra hanno dimostrato che l'impegno, la credibilità, la presenza nel territorio, le idee e i programmi chiari possono portare a delle vittorie anche importanti come quella del Comune di Venezia, che ricordo essere uno dei comuni più importanti a livello nazionale e vorrei dire anche a livello mondiale, perché Venezia è una delle 10 città più belle e famose del mondo, insieme a Treviso ovviamente. Assolutamente, in effetti proprio ieri Raffaele Speranzona raccontava di un messaggio ricevuto da Giorgia Meloni, che aveva proprio detto una vittoria a Venezia al primo turno sarebbe una vittoria mondiale, insomma, ed è arrivata questa vittoria al primo turno, nonostante un astensionismo, sindaco, è doveroso ricordarlo, pesante anche questa tornata elettorale. Sì, questo deve far sempre riflettere. Devo dire che ho analizzato anche i dati rispetto all'ultima tornata elettorale del referendum, ed evidentemente i giovani sono tornati all'astensionismo, cioè quella fetta di giovani che si era mobilitata per il referendum non si riconosce negli schieramenti politici, quindi evidentemente anche il centro-sinistra, che si era appropriato di quei voti che in occasione del referendum avevano portato a un certo tipo di esito, poi in realtà i giovani non si identificano nemmeno nel centro-sinistra. Serve riflettere per capire dove la politica sta sbagliando, cosa possiamo fare per cercare di intercettare quante più persone possibili. Ovviamente la credibilità dei candidati è il primo elemento, però è altrettanto vero che serve una riflessione generale, non facile, però dobbiamo capire come mai la gente è così distante nel momento in cui viene chiamata a votare per eleggere i propri rappresentanti al governo, in questo caso della città. Lei ha nominato Luigi Brugnaro proprio con ormai ex sindaco di Venezia, ha iniziato un ragionamento, un discorso, un percorso sulla Patreve, ed è un tema che lei proprio ha riproposto alla luce della vittoria di Simone Venturini, dicendo che i tempi sono maturi, anche i tempi storici sono maturi. Sì, ne abbiamo parlato tanto, forse troppo negli anni. Credo che sia arrivato il momento di fare davvero sinergia per il bene del territorio. Io sono un grande sostenitore delle aree vaste, l'ho attuata qua nella mia città col progetto Grande Treviso, però non mi limito a un'idea di area vasta territoriale. Penso che a livello regionale si possano fare delle grandi cose, cambiando davvero il paradigma amministrativo che può diventare un punto di riferimento a livello nazionale. Quindi io sono pronto a dialogare ovviamente col sindaco di Venezia e con il sindaco di Padova per creare questa grande triangolazione che può generare tanta ricchezza nel nostro territorio, ricchezza inteso come ognuno porta delle caratteristiche, porta delle potenzialità
che unite possono generare crescita per il territorio. Ne parlavo ieri con Confindustria Veneto Est, che è stata per esempio apripista di questa sperimentazione. Prima Treviso e Padova e Venezia e Rovigo erano unite, oggi Treviso, Padova, Venezia e Rovigo si sono uniti nella più grande Confindustria a livello nazionale, più rappresentativa, che è Confindustria Veneto Est. Ecco, su quel modello io credo che le città venete possano fare un salto di qualità importante anche amministrativo, e quindi mi metto subito a disposizione del nuovo sindaco di Venezia e del sindaco di Padova per cominciare concretamente un percorso verso la Patreve. Ecco, esattamente, non più un discorso, un ragionamento che resti sulla carta, ma che porti poi a concretizzarsi. Su che temi, sindaco? Ma ce ne sono tanti, dei temi urbanistici, penso alle grandi infrastrutture di mobilità, penso ai temi ambientali, penso alla transizione energetica e la transizione ambientale che sta caratterizzando tutto il nostro territorio, ma penso ancora alle tematiche sociali, cioè siamo in una fase di grandi cambiamenti. Ecco, ragionare come un'unica grande area pensando che le esigenze dei padovani, dei veneziani e dei trevigiani siano le stesse e che una politica comune possa agevolare questo processo, io credo che significa andare incontro al futuro con grande lungimiranza politica e amministrativa. Dunque il tema Patreve nell'agenda del nuovo sindaco di Venezia Venturini insieme al sindaco Conte e al sindaco Giordani. Se non hai domande, Nicola, da Cassugana è tutto, la linea può tornare a te. Grazie a Francesca Bozza, grazie anche al sindaco di Treviso Mario Conte. Ancora le amministrative, andiamo invece adesso nel Padovano, facciamo così un'analisi del Padovano partendo da Albignasico con Chiara Gaiani. Buongiorno. Nicola, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Siamo ad Albignasico con Federico Cibotto e ringrazio anche Valentina Luise, che è stata eletto sindaco con una percentuale molto importante, infatti ha ottenuto più del 72% delle preferenze. La coalizione di centrosinistra con Alberto Bettella si è fermata invece al 27% di preferenze. Partiamo proprio da qui, un risultato forse addirittura al di sopra delle aspettative. Buongiorno a tutti, un risultato assolutamente inaspettato. Io mi ero fermata molto prima al 65% delle mie aspettative, invece abbiamo ottenuto un 72% che veramente mi riempie di orgoglio. Ecco, due candidati sindaco ad Albignasico, che è il secondo comune per numero di abitanti della provincia di Padova. Filippo Giacinti, diventato assessore in regione, si è dimesso dalla carica di sindaco, anche se in realtà coincideva con la fine della legislatura. Un'amministrazione che si pone in continuità alla vostra, quindi un'amministrazione di centrodestra con il centrodestra che è andato compatto alle elezioni, che si pone in continuità. Sì, una scelta vincente, lo dimostra la percentuale, abbiamo deciso di continuare ad andare insieme perché il rapporto è assolutamente ottimo, per cui anche la giunta futura sarà assolutamente in continuità. Ecco, allora andiamo a vedere che cosa è accaduto invece nell'altro grande comune della provincia di Padova che andava al voto. Parliamo di Monselice. Qui si tornava al voto dopo 2 anni perché Giorgia Bedin è diventata consigliere regionale della Lega. Qui invece si andrà al ballottaggio. Allora vi proponiamo il servizio. Siamo pronti per fare il secondo tempo con grande determinazione e grande coraggio per presentare alla cittadinanza la nostra proposta politica e amministrativa. Si parte da un ottimo risultato senza dubbio. Dispiace la riduzione dei votanti, i monselicensi hanno preferito astenersi al voto. 6 punti di diminuzione dell'affluenza al voto sicuramente fa pensare. Sarà ballottaggio tra il centrodestra, che correva senza Forza Italia e Noi Moderati, e centrosinistra tra 2 settimane a Monselice. A urne chiuse Stefano Peraro, vice sindaco reggente, è avanti con il 35,87% dei voti, seguito da Franco Ennio, spinto dal Campolargo, che riparte dal 33,86% dei voti. Ago della bilancia i 2.651 voti raccolti da Fabio Conte, che raggiunge il 30,45% delle preferenze. A questi voti guardano entrambi i candidati. Cerchiamo di portare avanti la nostra proposta, che era completamente diversa da quella di Fabio Conte, però ci confronteremo con i cittadini di Monselice e con gli elettori per far capire la nostra
proposta di buon governo della città. Pedalare, 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 lavorare tanto per cercare di dialogare con i cittadini e far capire in profondità la bontà della nostra proposta amministrativa e politica per la città. Il lavoro che è stato fatto, quello di riunire tutto il centro-sinistra, secondo me sta dando i primi segnali soddisfacenti e positivi. Speriamo continui così il trend e noi ci prepareremo a dovere per il ballottaggio. Apparentemente in vista, nessuna premessa per ora, con una strada tutta in salita per possibili alleanze da parte di entrambe le coalizioni. Ecco, facevamo adesso un commento con la sindaca Luise, un voto che va tanto alle persone quando si parla di amministrative. Sì, alla fine le persone, i cittadini votano le persone che conoscono, le persone che nel tempo hanno lavorato, gli amici che si candidano e che dimostrano disponibilità verso il territorio, per cui nella nostra campagna elettorale hanno vinto sicuramente le persone. Ecco, diamo un dato su Albignasico, lei è soddisfatta perché tante donne oltre a lei hanno preso voti qui da Albignasico? Sì, più o meno ogni lista ha un 50% di donne, sono molto orgogliosa di questo, intanto perché le liste erano tutte costruite 50 donne, 50 uomini più o meno, e tutte hanno preso delle buone preferenze. È questo una specie di anticipazione su quanto accadrà per la Giunta quando sarà pronta, Sindaco? Ma confido entro la fine della settimana di aver concluso, di aver riordinato bene le idee e di essere poi pronti a partire. Allora, io ringrazio Valentina Luise, ringrazio anche Federico Cibotto per la collaborazione tecnica, vi lascio a un servizio riassuntivo su quanto è accaduto negli altri 10 comuni che nel Padovano hanno eletto il sindaco ieri, dove abbiamo parecchie donne. Ecco, da Albignasico poi è tutto, la linea può tornare a voi. È tempo di tirare le somme dopo la 2 giorni di elezioni amministrative che nella provincia di Padova ha visto al voto ben 12 comuni. Un dato che balza subito all'occhio è il numero di donne elette sindaco. Per la prima volta nella storia di Carmignano di Brente, infatti, sarà proprio una donna a guidare il comune. Elisa Paiusco vince con uno schiacciante 81,6%. Anche Sant'Angelo di Piove di Sacco si tinge di rosa per la prima volta, con l'elezione di Angela Furlanetto, che supera il 55% dei voti. Ma c'è una prima volta anche per il comune di Castelbaldo. Caterina Baccaglini vince con oltre il 50%, diventando anche in questo caso la prima donna a sedere sulla poltrona di sindaco. Con 12 voti di stacco, Anna Pittarello si conferma per la terza volta sindaco di Bovolenta. Sul filo del rasoio, fino all'ultimo voto contro l'avversario Michele Melato, Pittarello si tiene stretta ancora una volta la fascia tricolore. Anche Masi festeggia una nuova quota rosa con la neoeletta Lara Burato, unica candidata in questa corsa elettorale dopo aver raggiunto già nella serata di domenica il quorum del 40%, ieri finalmente la conferma. Spostandosi a Campodarsego viene riconfermato Walter Gallo con il 66,4%, una vittoria che però ha il gusto amaro per la bassa affluenza, visto che a votare è stato meno della metà degli aventi diritto. Confermato per il terzo mandato a 2 carrare il 48enne Davide Moro, che vince con il 55,5%, staccando Gabriele Paggiaro di 427 preferenze. Anche qui pesa però un profondo astensionismo. Sarà invece Fabrizio Biancato a guidare Anguillara Veneta, imprenditore edile, dirigente di CNA Padova, mentre a Casale di Scodosia viene riconfermato Marcello Marchioro per il secondo mandato con oltre il 46% delle preferenze. Mandato bis anche per Marco Montin, riconfermato primo cittadino di Pernumia. Questo nel Padovano, poi c'è tutta la pagina relativa al Vicentino. Vediamo, prima di andare a Castignero Nanto da Luisa Bertini, il risultato di 9. L'abbiamo raccontato in diretta ieri con Mirko Cavallin, e la vittoria di Luca Rebellato, 49,16% su Alessandro Pigatto al 33,77% e Paolo Zanon 17,08%. Questa è la situazione di Nanto. E poi c'era un comune che per la prima volta andava a elezioni in quanto nuovo comune di Castignero Nanto, nato dalla fusione dunque dei comuni, e allora ci dice come è andata la nostra Luisa Bertini. Buongiorno.
Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori, buongiorno alla prima sindaca di Castignero Nanto. Apro con una piccola parentesi, una piccola curiosità. È stata l'ultima, nonché anche la prima di Nanto, prima sindaca di Nanto e quindi anche ultima, e sarà la prima sindaca quindi di Castignero Nanto nato dalla fusione dei due comuni. Ieri il risultato si è saputo proprio all'ultimo, sembrava addirittura in vantaggio il suo competitor Montan. Alla fine lei ha conquistato 1529 voti contro i 1402 di Marco Montan. Se l'aspettava? Beh, diciamo che ci tenevo alla vittoria, ci ho creduto, abbiamo lavorato molto come squadra e pertanto il risultato è soddisfacente. Sì, siamo andati proprio con l'ultimo seggio che è stato un po' più lungo del previsto, però insomma il risultato è soddisfacente. Tra l'altro, altra curiosità è che hanno lavorato insieme per la fusione i due rispettivi ex sindaci di Castignero e Nanto e poi si sono trovati a scontrarsi per questa elezione e adesso vi troverete in consiglio comunale. Beh, abbiamo lavorato molto bene per la fusione perché era il nostro obiettivo principale, poter fare la fusione che è proprio un evento storico per questi comuni e poi le amministrative insomma ci sono ogni 5 anni e ognuno ha deciso di correre per conto proprio. Questo non vuol dire che sia cambiata la nostra stima reciproca nei rispettivi ruoli e in Consiglio comunale auspico che essendo la prima amministrazione del nuovo comune ci sia una grande coesione e una grande collaborazione pur nel rispetto dei ruoli che insomma il luogo richiede. Ecco, lei prima diceva abbiamo fuso le due amministrazioni, adesso si tratta di farlo capire ai cittadini, il passo sarà anche quello di fondere tra virgolette le mentalità ai cittadini e le esigenze. Eh sì, perché abbiamo fuso i territori, ma le comunità hanno necessità di più tempo perché comunque i nostri paesi, anche fra frazioni, regna ancora un po' di campanilismo e questa è la sfida dei prossimi anni, poter superare i campanilismi perché l'obiettivo comune è il benessere di tutta la comunità. Perciò io mi sento di dire sono il sindaco di tutti, di coloro che mi hanno votato e anche di coloro che non mi hanno votato e spero insomma di convincerli della bontà del nostro programma. Un flash e poi chiudiamo. Che cosa porterà in termini di beneficio anche economico questa fusione di qui ai prossimi anni? Quali saranno i primi passi? Beh, nei 17 anni previsti entreranno 13 milioni e mezzo di contributi per la fusione che potremo utilizzare come amministrazioni, perciò è un'entrata di lungo respiro che consentirà di poter mettere in campo alcune azioni che altrimenti non sarebbero possibili, perciò un occhio di riguardo agli investimenti, quelli già programmati e che andremo a fare come più urgenti. Poi una priorità è proprio il piano delle acque, l'adozione del piano delle acque perché il nostro territorio ha dimostrato molte fragilità e che dobbiamo cercare di mitigare e di intervenire. Ecco, questo, poi c'è il sociale, la scuola, i giovani dei quali c'è bisogno insomma, di interventi importanti. Ecco, io ringrazio il sindaco per essere stata con noi, in linea allo studio. Grazie a Luisa Bertini e alla nea sindaca. Vediamo allora le altre situazioni nel Vicentino con la tabella di Malo, il definitivo di Malo. Vediamo come è andata definitivamente a Malo e la vittoria di Moreno Marsetti al 74,53% di slancio su Luciana Silvestri che si è fermata al 25,47, quindi una vittoria netta e ampia. Le prime parole di Marsetti, sentiamole. Un grande risultato quello ottenuto oggi nonostante la poca affluenza alle urne
dimostra comunque che il lavoro che è stato svolto da questa squadra è un lavoro di presenza, costanza e che comunque è una risposta concreta al territorio. Grandi numeri anche dal punto di vista delle preferenze, si denota comunque anche un elettorato che sostiene anche i giovani, ho visto numerose preferenze verso i giovani. Veramente sono contento e fiducioso che questa nuova squadra potrà continuare a portare avanti un lavoro fatto negli ultimi anni. Ad Albettone, vediamo com'è andata ad Albettone la tabella con la vittoria della lista Rinnoviamo Albettone e la neosindaca Raissa Balzemin 55,80%. Contro Patrizio Carotta al 44,2%, anche qui le prime parole della neosindaca. A caldo, allora come siamo? Contenti, contentissimi, sperato, risultato sperato, non sicuro fino alla fine, quindi ce la siamo giocata, insomma, però contentissimi, contentissima. Quanto è lo scarto? 121 e 122 voti, dai, esatto. C'è la volontà di che cosa? Il cambiamento? Di cambiare, esatto. C'è la volontà da parte dei cittadini di cambiare, quindi questo ci fa super piacere e noi metteremo proprio i cittadini al centro di tutto quanto, il nostro lavoro. Cosa si fa? In questo momento? Adesso si festeggia, intanto. E poi come? Non lo so ancora perché è sorpresa da parte dei ragazzi della squadra, vedremo. Allora vediamo Arzignano, l'altro grande comune poi al voto nel Vicentino, l'abbiamo raccontato ieri, la vittoria, l'abbiamo raccontato proprio in diretta, la vittoria di Riccardo Masiero, netta al 68,5% contro i suoi avversari. Da Arzignano ad Arcugnano invece vediamo com'è andata ad Arcugnano con il 46,2% con il quale Simone Cuomo ha vinto la sfida da sindaco contro Simona Siotto e Flavia Zolla. Allora sentiamo anche qui le parole di Simone Cuomo. Sì, è una vittoria attesa, sono 6 anni che siamo in Consiglio Comunale, che cerchiamo, come dire, di coinvolgere i cittadini di Arcugnano, una vittoria di una lista civica, quindi di una lista civica che ha componenti diverse, che abbraccia diversi modi di pensare e che questa volta finalmente riesce ad ottenere un grande risultato. Siamo partiti nel 2019 con un 12%, siamo arrivati poi nel 2024 con un 32% e oggi con il 46% possiamo dichiararci veramente soddisfatti. Un obiettivo che ci siamo posti è quello di riportare, dato anche il dato sull'astensione, di riportare in questi 5 anni i cittadini ad affezionarsi alla politica, alla cosa pubblica, perché è un vero peccato, insomma, che Arcugnano abbia avuto soltanto il 56% insomma, di affluenza alle urne. Vediamo anche Lonigo, com'è andata Lonigo, anche questo è uno dei comuni che abbiamo raccontato in diretta, è Pierluigi Giacomello, 58,32%. Poi Recoaro Terme, che era il comune con l'unico candidato sindaco, è stato subito il primo comune che ha trovato il suo esito, perché era il più semplice, bastava ovviamente raggiungere il quorum, ma sentiamo quali sono state le prime parole del sindaco di Recoaro. La comunità ci ha dato il voto, infatti siamo arrivati al 52% quasi, questo significa che c'è fiducia nei nostri confronti, che c'è la volontà da parte nostra sicuramente di fare la nostra parte, lo abbiamo fatto in questi anni, ma fare se possibile ancora di più, però abbiamo, come dire, il contributo da parte dei recoaresi che ci hanno dato fiducia, e questo credo che sia importantissimo, che ci sprona ad essere sempre migliori, come dire, e cercare di trovare soluzioni per il nostro Paese. Così il nuovo sindaco di Recoaro Terme, e dopodiché c'è la pubblicità. Chiuderemo la pagina politica e apriremo quella della cronaca.
Si chiude con una condanna a 6 anni di carcere il processo per la morte della piccola Lea Stevanovic, la bambina di 10 anni travolta e uccisa il 16 febbraio 2025 a Olmo di Creazzo. Il giudice Chiara Cuzzi ha riconosciuto colpevole Fabio Zattera, 56 anni, accusato di omicidio stradale aggravato dalla guida in stato d'ebbrezza. Zattera aveva scelto il rito abbreviato dopo il no al patteggiamento, ottenendo così lo sconto di 1/3 della pena. Secondo la ricostruzione del PM Gianni Pipeschi, l'automobilista aveva perso il controllo dell'auto dopo aver zigzagato lungo la carreggiata e preso contromano una rotatoria, finendo poi sul marciapiede di Viale Italia, dove Lea stava camminando assieme al padre per andare allo stadio a vedere il Vicenza. L'alcol test eseguito dopo il dramma aveva evidenziato valori ben superiori al limite di legge. In aula erano presenti anche i genitori della bambina, assistiti dall'avvocato Stefano Peron. Nessuna pena sarà mai abbastanza, avevano detto durante il processo. Per l'imputato, l'avvocato Paolo Mele Junior aveva insistito su una differente ricostruzione. Per la famiglia si chiude così il primo capitolo giudiziario di una vicenda che ha lasciato una ferita profonda nella comunità. La morte della piccola Lea aveva infatti suscitato grande commozione e riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale e sulle conseguenze della guida in stato di ebbrezza. Dopo tantissime udienze in cui l'imputato con i suoi difensori ha contestato tutto, ha contestato la dinamica, ha contestato l'alcol test, oggi siamo arrivati a una sentenza di condanna a 6 anni di reclusione, revoca della patente e finalmente siamo arrivati a un punto fermo, perché poi anche i miei clienti alla fine non riuscivano più a vivere con questa incombenza sempre del processo, delle udienze. Il giudice ha preso 90 giorni per la motivazione e all'esito probabilmente l'imputato proporrà appello, però questo lo vedremo tra un po'. Sono sicura che lei in pochi anni che ha vissuto il suo compito l'ha fatto, donando tanto amore, donando gli organi, salvando 5 vite e ci ha insegnato proprio cosa vuol dire amare. Lei era una bambina molto speciale. Per lei la giustizia era tutto. Io posso dire che oggi ha avuto un po' di giustizia che si meritava perché era veramente una bambina d'oro. Adesso cerchiamo di riprendere la vita in mano. Siamo tornati in diretta con la tragedia della piccola Lea e la condanna dell'automobilista che l'ha travolta e uccisa. Dal dolore di quei giorni e che riecheggia, ovviamente riecheggiato nelle aule del Palazzo di Giustizia, al dolore di una comunità, quella di Carmignano di Brenta, per un'altra tragedia certamente diversa nella dinamica. Parliamo di un 52enne in scooter che si è schiantato contro un guardrail e purtroppo è morto questa mattina. Vanessa Banzato, buongiorno in diretta. Buongiorno a te Nicola, a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Sì, è successo proprio in questo punto. La scorsa notte il 52enne Alex Miotti ha perso la vita mentre stava rincasando in sella al suo scooter. L'uomo risiedeva con la famiglia a Granella di Tezze sul Brenta. È ancora da capire cosa possa essere accaduto attorno alla scorsa mezzanotte, quando l'uomo appunto in sella al suo scooter ha perso il controllo del mezzo, si è schiantato contro il guardrail. Il corpo dell'uomo è finito nel fossato, mentre pare che almeno dalle prime ricostruzioni lo scooter sia stato sbalzato diversi metri di distanza sull'asfalto. Chiedo a Renzo Rigon se riesce a riprendere proprio le macchie d'olio che sono rimaste sull'asfalto. Quando i sanitari sono giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Alex Miotti. Adesso i
carabinieri stanno ricostruendo l'intera vicenda. Non si esclude che possa venire eseguito l'esame autoptico sul corpo del 52enne proprio per cercare di capire le cause di questo, che hanno portato a questo incidente con esito mortale. Al momento si diceva sono aperte tutte quante le ipotesi, si cerca di capire anche se possa essere stato coinvolto un altro mezzo, quindi se non si tratti di una semplice fuoriuscita autonoma. Tutte le strade al momento sono aperte. Certo è che la strada le immagini che stiamo vedendo è una strada pericolosissima. Abbiamo sentito alcuni residenti del posto che non hanno voluto rilasciare dichiarazioni al microfono, però fuori da telecamere e microfono ci hanno detto che questa strada è una strada davvero pericolosa. Più che altro la gente non rispetta i limiti e vanno a una velocità decisamente troppo elevata. Alex Miotti viveva con la famiglia, con la moglie e 2 bambini piccoli a Granella di Tezze e gestiva una ditta di import-export di automobili. Due comunità che adesso si stringono nel dolore per quanto accaduto la scorsa notte. Per il momento, Nicola, da Camazzole di Carmignano di Brenta è tutto, ti ricedo la linea. Grazie a Vanessa Banzato. C'è un 50enne operaio ghanese residente a San Martino di Lupari nel Padovano che è rimasto gravemente ferito ed è tuttora in gravissime condizioni in ospedale dopo essere uscito di strada con la sua auto, una Fiat Multipla, all'alba di oggi a Riese Pio X lungo via Kennedy. Le immagini dei Vigili del Fuoco sono esplicite della drammaticità dello schianto. È finita in un fossato a bordo strada e si è poi schiantata contro la recinzione di un'abitazione. A dare l'allarme i residenti della zona svegliati dal boato dello schianto. Il 50enne è in gravissime condizioni all'ospedale Cafoncello di Treviso e c'è invece ancora da dare una identità alla vittima giovane, morto carbonizzato nello schianto avvenuto 2 notti fa a Nervesa della Battaglia. È finita fuori strada l'auto lungo la Pontebana, un ferito grave ma fortunatamente non in pericolo di vita, anche se resta in gravissime condizioni ed è originario del Friuli Venezia Giulia. L'altra vittima invece è carbonizzata e bisogna dare un nome a questa vittima. Doveva essere un normale rientro nella tarda serata di domenica, ma in pochi istanti si è trasformato in una tragedia. L'incidente è avvenuto poco prima delle 23:30 in via della Vittoria, lungo la statale Pontebana, nel territorio di Nervesa della Battaglia. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, una Toyota ibrida con a bordo 2 uomini avrebbe affrontato un sorpasso a velocità sostenuta. Subito dopo la manovra, il conducente avrebbe però perso il controllo del mezzo. L'auto ha iniziato a sbandare per diversi metri fino ad uscire completamente dalla careggiata. La corsa della vettura si è conclusa contro un ponticello in cemento all'ingresso di un'azienda. Un impatto devastante, talmente violento da distruggere parte della struttura in cemento armato e da ridurre l'auto ad un ammasso di lamiere. Pochi minuti dopo lo schianto, la Toyota ha preso fuoco. Le fiamme si sono propagate rapidamente, alimentate anche dal carburante e dal calore sviluppato dall'impatto. Il rogo è stato così intenso da fondere persino alcune parti della segnaletica stradale e una luce esterna del cancello della fabbrica che si trova di fronte al luogo dell'incidente. Il conducente, un 31enne residente in Friuli, è stato estratto vivo dall'abitacolo dai soccorsi intervenuti in pochi minuti. Il giovane è stato stabilizzato dal personale del SUEM 118 e trasportato d'urgenza all'ospedale Cafoncello di Treviso, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Secondo i primi accertamenti dai documenti di circolazione, il conducente della Toyota risultava residente a Padova. Successivamente i carabinieri della compagnia di Montebelluna avrebbero però chiarito che il 31enne era rientrato a vivere a Udine, città di cui è originario. Per il passeggero invece non c'è stato nulla da fare. L'uomo sarebbe morto praticamente sul colpo a causa della violenza dell'impatto, rimanendo intrappolato all'interno dell'abitacolo ormai invaso dalle fiamme. Il corpo, ormai carbonizzato, è stato recuperato soltanto dopo lo spegnimento dell'incendio
dell'incendio. Sul posto hanno operato per ore i vigili del fuoco di Conegliano e Montebelluna, supportati anche dall'autogru arrivata da Treviso. Presenti anche i carabinieri della stazione di Nervesa, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica della tragedia. La statale Pontebana è rimasta chiusa al traffico fino a notte fonda per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell'area. Altri 2 gravissimi incidenti nelle ultime 48 ore a Paese Santa Lucia di Piave, in terapia intensiva una guardia giurata 55enne e un giovane di 22 anni. È ricoverato in gravi condizioni un 55enne di Vedelago, di professione guardia giurata, rimasto ferito all'alba in un drammatico incidente in scooter a Paese. Il sinistro quando mancavano pochi minuti alle 6 lungo la Castellana all'altezza di Via Nazionale. Il 55enne è finito contro un furgone venendo sbalzato sull'asfalto. Immediata la richiesta di soccorso, per l'uomo un serio trauma cranico che ha comportato l'immediato trasporto al Cafoncello, dove il vigilante si trova in prognosi riservata. Sul posto i carabinieri, così come nella serata precedente in via Stradonelli a Santa Lucia di Piave, dove un 22enne di origini moldave, residente a Breda, è finito fuori strada con la sua Ford Fiesta schiantandosi contro un platano. Anche per lui ricovero in terapia intensiva e situazione estremamente delicata. Al vaglio, in entrambi i casi, la dinamica dei 2 sinistri. Sempre dalla Marca, con il delitto di Sandra Casagrande, il cosiddetto cold case riaperto dopo 35 anni, 29 gennaio 1991, il nuovo indagato, e venerdì ci saranno i nuovi esami del RIS sulle tracce di sangue trovate proprio scusate, nella tenda della pasticceria scena del crimine. C'è un altro particolare che emerge: alcuni vestiti repertati dopo l'omicidio sono stati inceneriti. Nel 1991 infatti non c'era il test del DNA. Un camice rosso in stoffa, 2 paia di pantofole, una gonna e biancheria intima, vestiario repertato dopo la mattanza di Sandra Casagrande e che dopo 2 mesi e mezzo è stato distrutto su richiesta dei carabinieri e autorizzato dalla procura per il forte odore che emanava. All'epoca, 1991, ancora non c'era la possibilità di accertamenti come il test del DNA o altre verifiche all'avanguardia. Oggi le tecniche investigative e gli accertamenti a disposizione delle forze dell'ordine hanno permesso di identificare attraverso una traccia di sangue di un reperto rimasto intatto il DNA del presunto killer. Un delitto che attende la verità da 35 anni. Sandra Casagrande, titolare di una pasticceria nel cuore di Roncade, è stata massacrata con 22 coltellate. Oggi il nome di Paolo Gorghetto, aiuto cuoco di 57 anni, è scritto nel registro degli indagati. Il DNA non mente, hanno detto ai nostri microfoni familiari della vittima. Ora continuano serrate le indagini dei carabinieri per far luce sul movente di questo brutale femminicidio. Gli inquirenti stanno scavando nella vita del presunto assassino, stanno ascoltando tutte le persone che lo conoscono, i parenti e anche chi 35 anni fa, quando lui aveva 22 anni, lo frequentava. Un puzzle che piano piano si sta ricostruendo. L'uomo è accusato di omicidio aggravato da futili motivi. In pasticceria l'indagato andava ogni tanto. Gli investigatori sono sicuri che quella sera, il 29 gennaio 1991, lui fosse lì. Il DNA dell'uomo venne prelevato circa 2 anni fa a seguito di un arresto che era finito nella banca dati a disposizione delle forze dell'ordine. Venerdì i campioni di DNA di Gorghetto saranno esaminati dal RIS dei Carabinieri di Parma per un'ulteriore verifica. In caso di risultato positivo, l'uomo, che è difeso dall'avvocato Fabiana Ceschin, sarà nuovamente interrogato. In un primo colloquio si era avvalso della facoltà di non rispondere. Sventata una truffa, un'anziana padovana, una delle tante truffe purtroppo agli anziani, una donna che stava per essere raggirata e derubata di 13.000 euro. L'intervento della polizia dopo l'alert dato dalla dipendente della banca. Sono bastati pochi dati per far capire alla dipendente della banca che l'anziana correntista che si era presentata in sede per eseguire un bonifico era vittima di una truffa. L'esperienza della bancaria ha consentito così di sventare un tentativo di raggiro ad un 87enne padovana. La donna si era presentata nella filiale della sua banca in piazza Eremitani venerdì mattina per eseguire un bonifico da 13.200 euro. Guidata al telefono dal truffatore, l'anziana ha chiesto all'operatrice di sportello di inserire come
come causale la dicitura prestito infruttifero a mio nipote, una modalità che aveva destato sospetto nella dipendente della banca, che ha eseguito così un bonifico per 13,20 euro. L'anziana ha lasciato la banca, ma poco dopo si è ripresentata chiedendo di ripetere il bonifico, ma con la somma di 13.200 euro. La bancaria così ha avvisato la questura e i poliziotti in poco tempo hanno ricostruito quanto stava accadendo. La vittima infatti aveva ricevuto un messaggio con una richiesta di autorizzazione di pagamento ed un numero da contattare se non fosse stata lei ad effettuare quel pagamento. Al telefono un uomo si era presentato come maresciallo, le aveva ordinato di consegnare la somma di denaro o gioielli. Scoperto il raggiro, gli agenti hanno informato l'anziana della truffa, bloccando l'operazione bancaria. Il questore Marco Dorisio ha voluto incontrare la dipendente dell'istituto bancario, ringraziandola personalmente dell'intervento. L'incendio avvenuto la notte tra sabato e domenica che ha devastato la cooperativa agricola San Bovo a Castelfranco, continuano le indagini, è un incendio doloso, è stato stabilito e l'incendiario è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. È stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza l'uomo che nella notte tra sabato e domenica ha appiccato l'incendio che ha devastato la cooperativa agricola castellana in via Bordignona a Castelfranco. Nelle immagini che sono state consegnate agli inquirenti si vede un uomo con addosso un giubbotto catarifrangente ed il volto coperto da passamontagna avvicinarsi ad uno dei furgoni parcheggiati sotto la tettoia esterna dell'azienda con una tanica in mano, verosimilmente piena di benzina. Poco dopo le fiamme divorano tutto. Le indagini sono ora rivolte a dare un nome ed un volto a questa persona che dopo aver appiccato le fiamme si è allontanata correndo dalla cooperativa. Tra le piste anche quella di un ex dipendente che in passato avrebbe messo in atto atteggiamenti minatori nei confronti dell'azienda e di una dipendente. Intanto è in corso la conta dei danni che sono molto ingenti e oltre alla cooperativa hanno interessato anche il magazzino dove erano custoditi tutti i materiali del palio di Castelfranco andati completamente distrutti. Ancora la cronaca, nonostante incassasse la NASPI il contributo per la disoccupazione, lavorava in nero come cameriere in un ristorante di Conegliano. È il retroscena, uno dei retroscena dei controlli svolti dalla Guardia di Finanza di Treviso in tutta la Marca nei weekend di febbraio, marzo e aprile, che hanno portato a scoprire 40 lavoratori in nero e 11 irregolari. Il furbetto della NASPI, una trentenne coneglianese, è stato denunciato alla procura per indebita percezione di erogazioni pubbliche. L'uomo dovrà rispondere anche del conseguente danno erariale che sarà accertato dalla Corte dei Conti. Ma non è, dicevamo, l'unico esito dei controlli della Guardia di Finanza. Teniamo pure le immagini. Ci sono state due controlli in due aziende, in due attività. Il primo, il titolare di un salone di barbiere parrucchiere che impiegava illegalmente un cittadino marocchino di 22 anni, non in regola con il permesso del soggiorno, e poi un secondo imprenditore, un ristoratore che faceva lavorare, pensate, come cameriere un quindicenne che non aveva peraltro ancora assolto gli obblighi scolastici. Dunque una serie di controlli della Guardia di Finanza importanti per il territorio del Trevigiano. Andiamo nuovamente in pubblicità e poi di nuovo in diretta. Come ad esempio chi è stato individuato dopo aver lanciato dei sassi sui binari della ferrovia. Disagio giovanile, un fenomeno che l'Arma dei Carabinieri monitora quotidianamente anche per intercettare segnali di allarme, supportando, dove possibile, istituzioni scolastiche, famiglie, amministrazioni locali e associazionismo nelle iniziative che promuovono la cultura della legalità. Nelle ultime settimane la rete di controlli ha portato al deferimento alla Procura dei minori di Venezia di 11 giovani. Tra le condotte il gesto sconsiderato compiuto a Belluno nei pressi di via Mondin da 4 giovanissimi tra i 14 e i 15 anni sorpresi a posizionare sassi sui binari della ferrovia,
colti in flagranza sono stati segnalati all'autorità giudiziaria minorile. 2 studenti di 17 anni si sono invece resi responsabili di diffamazione e minaccia mediante pubblicazione su una chat di classe di insulti e frasi intimidatorie nei confronti del proprio dirigente scolastico. Grande attenzione anche per la circolazione di armi e di droga. All'interno di un plesso scolastico un alunno di 15 anni è stato trovato in possesso di un coltello da cucina con una lama da 14 cm. In un'altra scuola secondaria di primo grado un 15enne è stato denunciato per aver minacciato una compagna di classe utilizzando un taglierino in dotazione al plesso, mentre in un istituto secondario di secondo grado la vigilanza del personale scolastico ha permesso di rinvenire e sequestrare alcune dosi di hashish. A completare il quadro, gli atti di vandalismo perpetrati da 3 minorenni tra i 15 e i 16 anni, denunciati per essersi introdotti illecitamente in un hotel chiuso, provocando danni alla struttura. Non solo ragazzi però, il titolare di un bar è stato sorpreso a vendere bevande alcoliche a un 15enne, in violazione delle normative poste a tutela della salute pubblica. L'attività dell'Arma non si esaurisce comunque con l'azione di contrasto e di prevenzione, tanto che nel corso del 2025 sono state tenute oltre 80 conferenze informative all'interno di istituti scolastici di vario ordine e grado. Ieri non solo il giorno delle elezioni, ma anche il giorno dell'atteso tavolo a Roma al Mimit per Electrolux, preceduto però in mattinata dal presidio dello sciopero dei lavoratori a Susegana. Oggi ci sono state anche le signore della mensa che ci hanno accompagnato, quindi la mensa è stata chiusa, uno sciopero è riuscito al 100% perché la produzione è stata ferma. Un presidio e uno sciopero che continuano davanti alla sede Electrolux di Susegana, dove da giorni il personale è in agitazione dopo il fulmine a ciel sereno dell'annuncio di 1700 esuberi in tutta Italia. Si chiedono certezze, ritiro del piano industriale presentato e risposte per le persone e per il territorio. Nel pomeriggio un incontro al Ministero del Mimit, domani l'arrivo del presidente Stefani con l'assessore Bitonci, ma più che vicinanza si chiedono risposte concrete. La garanzia che abbiamo è che ci staranno a fianco, però dire che ci stanno a fianco a noi servono degli atti concreti, questo è quello che noi chiediamo a tutti i livelli. Le rappresentanze dei lavoratori, oltre ad essere preoccupati per sé e le loro famiglie, per l'indotto e per il territorio, puntano il dito anche contro l'azienda stessa che ha preso incentivi statali per poi scaricare i lavoratori. Ha preso i soldi per fare gli investimenti, ha preso anche la nostra salute perché noi, quelli della mia età, abbiamo dato anche una parte della nostra salute e dedicandoci molto al lavoro e trascurando anche la famiglia. Adesso loro ci dicono questa cosa qua, cioè tanti di noi si ritrovano ad un'età che ancora non arriva alla pensione, con delle famiglie da mantenere. Tanti sono anche monoreddito. E dire che Electrolux non è nemmeno in perdita, anzi, ma vuole più marginalità, mentre la Cina si sta mangiando il Made in Italy anno dopo anno. La concorrenza cinese è un problema perché non solo il basso costo del lavoro, ma anche le materie prime vengono pagate molto di meno rispetto all'Europa. Già in Nord America è entrata una joint venture con Electrolux del gruppo Midea. È la nostra paura che questo possa arrivare anche qui con tutto quello che c'è collegato, insomma, quindi eventuali perdite di posti di lavoro. Ci auguriamo di no, di non fare la stessa fine dell'azienda di Mel che produceva motori proprio per noi, che poi una volta acquistati dai cinesi hanno chiuso. E nel pomeriggio c'è stato allora a Roma al Ministero delle Imprese del Made in Italy il tavolo su Electrolux, piano presentato dall'azienda, lo abbiamo detto, che prevede 1719 licenziamenti in tutta Italia, 310 licenziamenti a Susegana, un piano che è stato respinto per l'ennesima volta come inaccettabile dal governo, dalle regioni e dai sindacati. Il ministro Adolfo Urso ha chiesto all'azienda un immediato ritiro del piano industriale e la presentazione di un nuovo piano su cui avviare un confronto vero, dice, che non preveda licenziamenti collettivi. Da quanto si apprende, il ministro ha dato tempo a Electrolux fino al 15 di giugno, data nella quale sarà riconvocato il tavolo nazionale. Noi siamo pronti a fare la nostra parte, ha detto Urso. Anche nelle crisi più difficili si può arrivare a un accordo che eviti licenziamenti, mantenga aperti gli stabilimenti e dia prospettiva produttiva. E questa mattina il governatore del Veneto Alberto Stefani, insieme a
l'assessore regionale Massimo Bitonci si è recato proprio a Susegana per dare supporto ai lavoratori, per stare vicino ai lavoratori. Noi abbiamo sempre chiesto il ritiro del piano di licenziamenti, ha detto Stefani, continuiamo ovviamente a difendere questa posizione. È chiaro che alcune questioni si affrontano in sedi istituzionali, come è giusto che sia, ma vogliamo arrivare a una soluzione mettendoci la faccia in prima persona. Lo ha detto incontrando una rappresentanza appunto di lavoratori, Alberto Stefani. Adesso è aperto un tavolo di crisi, l'abbiamo aperto ovviamente prima in regione, ha detto Stefani, e poi a livello nazionale. Noi siamo qui per essere al fianco dei lavoratori in carne ed ossa sul territorio, qui davanti all'azienda, perché credo che questo messaggio debba essere sostanza e non debba essere soltanto forma. Stefani si è impegnato a dare delle risposte concrete, anche perché dice, quando si parla di sostenibilità serve tener conto di quella sociale, quindi le famiglie, insomma, di tutti questi lavoratori che rischiano il posto, e sono 310 a Susegana. La classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita nelle province italiane, con nuovi parametri come vicinanza ai servizi e socialità. Il tutto pesato sulle 3 fasce generazionali, bambini, giovani e anziani. Nella Marca sono gli ultimi, gli anziani, a stare meglio. Sesta edizione della classifica sulla qualità della vita nelle province italiane del Sole 24 Ore, stilata su 3 indici generazionali, dove svettano Firenze, Bolzano e Trieste. Nuovo focus su servizi di prossimità e relazioni sociali. Ancora una volta la Marca trevigiana si conferma territorio più favorevole agli anziani rispetto ai bambini 0-14 anni e soprattutto ai giovani tra i 15 e i 35 anni. Provincia di Treviso 30esima in Italia per qualità della vita degli over 65, prima posizione per efficienza dei servizi sociali comunali, terza per speranza di vita ai 65 anni, settima in tema di lotta alla solitudine. Ma si va oltre la 100esima posizione per presenza di medici specialisti e vicinanza ai negozi. Marca che rispetto ai bambini è invece 42esima, quinta per opportunità di fare sport, settima per i giardini scolastici, ma per servizi di prossimità e spesa sociale, famiglie e minori si scivola alle posizioni 100 e 107. Infine il tasto dolente, i giovani, Treviso 75esima a livello nazionale. Se basso tasso di disoccupazione e contratti di lavoro solidi sono tra le prime 10 posizioni, pesano, a fondo classifica, canoni di locazione troppo elevati, percezione di insicurezza e l'alto numero di incidenti stradali notturni. Sostenibilità e qualità della vita legata anche all'ambiente. C'è stato un flash mob di Black Rebels ed Extinction Rebellion alle Zattere a Venezia contro le politiche energetiche e fossili. Le Black Rebels con Extinction Rebellion hanno dato vita a Venezia lungo le Zattere a una lenta e silenziosa processione teatrale. L'azione per denunciare le politiche energetiche del governo, con particolare riferimento al piano Mattei e al ruolo dell'Italia come hub del gas. Gli attivisti chiedono un'accelerazione della transizione ecologica e criticano la dipendenza da petrolio e gas. Il movimento annuncia una mobilitazione a Roma dal 28 maggio al 3 giugno nell'ambito dell'iniziativa Prima Vera Democrazia. Le Black Rebels, che rappresentano un cane a 6 zampe, appunto quello dell'Eni, Eni di cui è il principale azionista il governo italiano, e negli ultimi 15 anni ha investito quasi 500 miliardi in sussidi per i combustibili fossili. Allora noi siamo qua scesi per le strade con le Black Rebels per dire basta sussidi ai combustibili fossili, investiamo in energia verde pulita. Allora, il verde e l'ambiente, andiamo a Vicenza, al Parco Giochi di Viale Fiume, sono iniziati i lavori per riqualificare i vialetti. Verde in Viale Fiume. Il quartiere di Vicenza ha un parco che meritava di essere riqualificato. È così che sono partiti i lavori sui vialetti che versavano da tempo in cattive condizioni. Obiettivo: migliorarne la sicurezza e l'accessibilità.
i vialetti erano completamente dissestati a causa delle spinte da parte delle radici degli alberi qui molto presenti, che avevano dissestato i camminamenti, rendendo quindi pericolosi gli stessi o anche inaccessibili a chi magari ha difficoltà deambulatorie. L'intervento nel parco di Viale Fiume fa parte di un progetto più ampio con cui il Comune punta a riqualificare i percorsi pedonali di 3 parchi cittadini e che ha già interessato il parco di Via Ischia per 15.000 euro e vedrà un intervento anche in quello di Viale Europa per 54.000 euro. Il parco di Viale Fiume, di circa 2.800 metri quadrati, è caratterizzato da vialetti pedonali della larghezza di 2 metri. Gli alberi con le radici avevano sollevato in più punti la pavimentazione, rendendo necessari i lavori per un valore di 75.000 euro, lavori che prevedono un'ampia sistemazione di tutta l'area verde. Sono stati rimossi tutti i vialetti precedenti in quadrotti di ghiaia, è stato fatto un sottofondo in calcestruzzo di spessore 8 cm proprio per dare un fondamento importante alle betonelle che sono state posizionate, che stanno essendo posizionate proprio in questi giorni per ricostruire la viabilità all'interno del parchetto in totale sicurezza. Al termine di questi lavori sui vialetti verranno rifatti i ripristini del manto erboso chiaramente danneggiato con le lavorazioni ai vialetti e verranno poi ripristinati gli arredi come le panchine e i tavoli. Dopodiché, fra circa un mese, il parco potrà essere riaperto al pubblico. A San Michele di Bassano le passeggiate socializzanti, un modo per far sentire i residenti più uniti. Una camminata per socializzare e riscoprire le bellezze del quartiere, una camminata per stare bene insieme. Succede da febbraio a San Michele di Bassano, dove tutti i lunedì mattina i residenti si ritrovano al centro socio-ricreativo e partono per i sentieri che si snodano tra i prati e le colline. Come le è venuta questa idea? Perché San Michele è piccolo e avevamo bisogno di trovarsi un po' insieme, e allora mi è venuta l'idea così di partire. E non vi siete più fermati? No. Socializzare come ho socializzato in questi 2 mesi è stata una sorpresa, perché camminando sei più rilassato, parli un po' con uno, con l'altro, non hai solo quella persona come quando vai a camminare in 2 o 3, e secondo me è una cosa molto positiva. E fatelo in tanti posti, in tanti quartieri. È liberatorio, possiamo definirlo così? Sì, proprio, sì, è proprio una cosa socievole che si fa tutti assieme, è bello. E si sente meno la stanchezza? Manca, ma la stanchezza proprio io non la sento. Con queste passeggiate ho riscoperto posti che non avevo neanche mai visto, per cui oltre al socializzare, come ha detto la signora che mi precedeva, è anche bello perché si vedono posti effettivamente che non avevo mai visto. Da un piccolo gruppetto di 10-15 persone adesso siamo arrivati a 25-30 persone. Diremo che il Consiglio di quartiere ha accolto fin da subito con positività questa idea. Abbiamo messo a disposizione le nostre strutture, la nostra logistica, e offriamo a tutti i partecipanti ogni lunedì mattina una buona colazione, sì che possono partire con uno slancio assolutamente positivo. E chissà che l'idea non venga copiata anche da altri quartieri bassanesi. E poi c'è il Marostica Summer Festival che sta per arrivare. La piazza degli Scacchi di Marostica si prepara a ospitare grandi nomi della musica nazionale e internazionale con la 12ª edizione del Summer Festival, calendario promosso da 2 punti eventi al via il prossimo 26 giugno sino all'11 luglio, che conferma la posizione di spicco della città scaligera nel panorama musicale. La caratteristica del Summer Festival è quella di avere un pubblico ampio che si adatta a tutte le fasce di età, ma anche alle generazioni, e questo è un festival che tiene conto di questa cosa, che non è poca cosa. Devo dire che questa 12ª edizione è sicuramente un orgoglio per l'amministrazione. Ormai il Marostica Summer Festival è diventato un nome decisamente importante in quello che è il panorama nazionale dei festival musicali, e sicuramente questo è un percorso che dobbiamo e vogliamo mantenere e portare avanti. Sono 10 appuntamenti memorabili. Inizieremo il 26 giugno con David Byrne, questo artista visionario e voce dei Talking Heads, per avere poi Blanco, Il Volo, Negramaro,
Cortellaro, Baglioni, data sold out, Europe, Fiorella Mannoia, Francesco Gabbani e Luca Carboni per terminare. Un cartellone particolarmente ricco che diventa un volano per la città di Marostica anche dal punto di vista del turismo e dell'economia locale. Il festival infatti aiuta tantissimo sotto l'aspetto proprio economico, delle attività economiche, e infatti da sempre si collabora in modo importante con le associazioni di categoria per la realizzazione del festival, e quindi proprio per realizzare un momento che possa essere un aiuto nonostante magari le difficoltà che può comportare comunque un festival. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, arrivederci.